Eccoci in partenza da Stavanger. Fermati lì. In partenza da Stavanger, dicevo, oggi ci aspettano 450 km di strade anche abbastanza impegnative, quindi ci metteremo un sacco di tempo. Destinazione Bergen, strada facendo ci fermeremo alle cascate Lofossen, come si chiama, non mi ricordo più, e anche a Voringfossen se facciamo in tempo. Temperatura buona, 19 gradi, sole. Andiamo, si parte! Ecco, alla fine ci siamo ritrovati sopra il traghetto senza neanche saperlo. Speriamo che qualcuno esiste. Non ce l'ho, non so se si paga. Qualcuno passerà a chiedere, boh. Siamo gli ultimi a scendere. Beati gli ultimi perché saranno i primi, ha detto qualcuno. Di molto importante. Eccoci arrivati alla cascata Långfosse, meravigliosa. Cascata di Långfosse. Me la sono ritrovata davanti passando in moto, non ho neanche fatto in tempo ad accendere la Insta360 perché te la ritrovi improvvisamente davanti dopo aver fatto una curva. Spettacolare, bellissimo. Cioè, di qua il lago o il fiordo, non so se sia un lago o un fiordo, poi ti giri e ti ritrovi con sto spettacolo qua. Fa un salto di 612 metri, bellissima. Bellissime queste cascate, ma adesso fra 18 km ce ne sono altre. Non so se sono più belle, vedremo. Siamo quasi arrivati alle cascate Lattefossen. No, non è questa è bellissima anche questa, guarda. Ovunque ti giri trovi cascate. È qui sulla destra, guarda adesso sulla destra, che te la ritrovi in faccia. Eccola là. Troppo bella la natura qui in Norvegia. Acqua ovunque. E Fiammetta è arrivata fino a qua, ma è ancora lunga la strada per Capo Nord.
bellissime, viste anche le cascate Lattefossen, e adesso andiamo a vedere l'ultima cascata per oggi, Voringfossen, 2 orette di strada. Che strada fantastica! Eccoci arrivati dopo un paio di orette di moto, l'ultima grande cascata della giornata, la Voringfossen, non so come si pronuncia. C'è un percorso obbligato da seguire per arrivare ad osservare la cascata e noi lo seguiamo, dato che è obbligato. Più mi avvicino più si sente il fragore, ci siamo, mi sa, ecco qua, che spettacolo, che roba. Pausa merenda alla cascata Voringfossen. Allora, bellissime anche le cascate Voringfossen. Adesso però sono le 5 del pomeriggio passate, dritti fino all'alloggio a Bergen, altrimenti arriviamo che è notte. Ma quale notte? Sempre sole qua, sempre chiaro. A Bergen, appartamentino molto carino, piccolino però con tutte le comodità, smart TV, divanetto, la cucinetta,
Adesso ci prepariamo una bella pasta al sugo di pomodoro. Metti il bagno. Ometto il bagno perché, se avete sentito, c'è Cinzia all'interno che si sta lavando, quindi non faccio vedere il bagno. Eccoci a Bergen, ridente cittadina, ridono tutti qua. Ridente cittadina della Norvegia, siamo ancora nella parte meridionale della Norvegia, ancora ben lontani da Capo Nord, però insomma chilometro dopo chilometro ci gustiamo anche le città e le attrazioni che si trovano lungo il percorso. Palazzone alle mie spalle è l'alloggio dove siamo e adesso ci stiamo avventurando verso il centro della città. Dobbiamo attraversare quel ponte là a piedi, abbiamo un paio di chilometri da fare a piedi. Ah, per carità! Dimenticavo di dire che oggi è mercoledì 25 giugno e siamo con la felpina. Cosa c'entrano i romani con Bergen? Di sicuro era un palestinese questo, la bandiera in mano. Che belle casette! Ecco, abbiamo visto questa bella chiesetta, la chiesa di San Paolo, ci siamo capitati per caso, siamo entrati dentro ma c'era una bara perché c'era un funerale in corso. C'era già successo a Sofia l'anno scorso, no a Sofia, sì a Sofia, dentro la basilica di Santa Sofia, c'era un funerale anche lì e adesso qualcuno dirà che portiamo sfiga. Ma no, sono già morti prima che arriviamo noi. È vero, sono morti prima che arrivassimo. Allora la riprendiamo da fuori. Il parco di Bergen con annessi fiorellini. E finalmente in maniche corte. Questo potrebbe essere il fratellino brutto e antipatico del Mannequin Peace di Bruxelles. Questo era Ole Bull, nato a Bergen, violinista e compositore. Dicevi che Ole Bull era? Fratello di Red Bull, quello della... Ah, sì, sì. Fila liscio il ragionamento. Bull per Bull? Bull per Bull, sì. Allora io pensavo che questo fosse Albert Einstein e invece Cinzia mi ha corretto, ha detto no, era Edvard Grieg, un compositore dell'epoca di Giuseppe Verdi. Sono troppo ignorante. Ecco, ci stiamo lentamente avvicinando al Duomo cattedrale di Bergen ed eccolo qua, finalmente siamo arrivati. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ticket 40 corone per entrare in chiesa. Una cosa che mi aveva colpito durante il mio primo viaggio a Capo Nord è che in tutte le chiese c'è l'angolino riservato ai bambini. Li mettono qua così non rompono le scatole durante la messa.
bellissime le casette colorate di Bergen. Ma noi adesso andiamo là in fondo dove c'è la fortezza, eccola là. Ci avviciniamo alla fortezza di Bergen attraversando il Bryggen, che sarebbe la zona del porto con tutte le sue casette colorate bellissime. Barchette da 2 soldi ormeggiate lungo il porto di Bergen, proprio di fronte alla fortezza. Ecco la sala per le feste, che è stata fatta costruire dal re Haakon di Norvegia nel 1261 e dove è stato celebrato il suo matrimonio con la principessa di Danimarca. Ecco, abbiamo scoperto che stasera ci sarà il concerto di Bryan Adams qui a Bergen ed è proprio qui nel cortile della fortezza. Abbiamo visto il mega palco che stanno allestendo, quasi quasi no, non è il contesto giusto per andare al concerto. Nonostante i prezzi, che qui per mangiare sono altissimi, ci avventuriamo in questo ristorantino e vediamo come riusciamo a fregarci da soli con le nostre mani. Allora, proviamo la cucina tipica norvegese. Io ho ordinato balena rosa, secondo la ricetta norvegese, e lei salsiccia di Bergen, sempre secondo la ricetta norvegese. Da bere 2 birre di Bergen, perché Bergen è famosa per la birra, giusto? Per la birra norvegese. Ecco, diciamo che dallo spazzolamento dei piatti si deduce che le pietanze sono state gradite. Anche perché con quello che costano, anche perché per sbaglio lasci una briciola. Non avremmo lasciato neanche una briciola con quello che le stiamo pagando. La birra anche, ottima birra, e niente, adesso tra qualche minuto ci alziamo e continuiamo il nostro tour di Bergen. Non è vero, andiamo lì nel prato. Andiamo a fare la pennichella prima. Vabbè, alla fine abbiamo pagato 68 euro, quindi dai 34 euro a testa non è poco, però neanche tantissimo, dai. E non siamo neanche riusciti a finire il burro. Sì, il burro. Poi comunque ha pagato lei perché se ne frega. Io furbescamente ho finto di lasciare il portafogli in camera, nella camera dell'albergo, e quindi vabbè, dai. È andata. Bene così.
sono ubriaco io o sono tutte storte ste scale? Oh, forse ha trovato la pallina di Bergen. L'hai trovata? Sì, quella qua. E quindi la compri? Il re Haakon VII. Allora, questa era la chiesa di Santa Maria, ma si pagavano 95 corone anche per entrare in questa chiesa. Già abbiamo pagato nel Duomo, cioè ogni chiesa qua bisogna pagare per entrare, vabbè. E dentro c'è poco niente da vedere, quindi abbiamo rinunciato, anche perché non trovo giusto che uno debba pagare per andare dentro una chiesa. E adesso andiamo a vedere il mercato del pesce, che è dall'altra parte del porto. Horda di motociclisti, ma dove vanno? Dove vanno con quelle moto? Incredibile, una cabina telefonica dove dentro ci sono libri che ognuno può prendere e leggere, ma la cabina no, ma non funziona, però è senza cornetta. Ecco il mercato del pesce. Waves, balena. Guarda che astice, granchi mostruosi, guarda folpi, cappessante, gamberoni enormi. Che brutto Dio. Ecco, questo alle nostre spalle era il mercato del pesce e dei fiori, ma non abbiamo visto fiori. Tanto pesce sì, però si mangia anche, cioè si compra il pesce fresco e se vuoi te lo cucinano e si mangia lì sul posto. E dai profumi sembra niente. Sembrava buono, ma ormai abbiamo già mangiato. Il papà di Marty Feldman. Mamma mia, che brutto. Bene, giovedì 27 giugno 2024 siamo in partenza da Bergen direzione fiordo di Geiranger. Ci fermeremo a Hellesilt a dormire e faremo una della strada delle nevi, la Arrarosfellet. Non mi ricordo il nome, sarò più preciso più tardi. Intanto andiamo. Ecco, ci troviamo ad Aurland, da dove inizia l'Aurlandsfjellet, la strada della neve, che però qua vedo che l'indicazione la danno di qua e noi seguiamo l'indicazione e non il tom tom.
sì, qui dove c'è quello scivolo che va a strapiombo col vetro, bellissimo. Lungo l'Aurland Sfjellet al punto panoramico, anch'esso ha un nome ma non me li ricordo mai sti nomi norvegesi difficilissimi. È un terrazzo che si affaccia sul vuoto e da qua sopra domini tutto il fiordo sottostante. Da brivido sta terrazza. Allora là in fondo, in alto, su quell'altopiano è pieno di neve e qua giù c'è il fiordo con questo vetro trasparente a strapiondo. Paesaggi, che posto fantastico. Allora praticamente questa è la vecchia strada che collegava Aurland al paese successivo che è a 47 km circa. Poi hanno fatto un tunnel sotto questa strada che abbrevia tantissimo ed è di 24 km mi pare, ed è il tunnel più lungo d'Europa, del mondo, qualcosa del genere. La neve bisognava fare una pausa, cioè non lo so, non ho parole, sono perfino emozionato, mi viene perfino da piangere. Che mi devo casco via, uno senza casco comunque. Questa è la birra che fanno a Bergen, un panino e una birra lungo l'Aurland Sfjellet.
non apprezzo. Ridi, ridi. Mi ammetto. Bene, mangiato il nostro panino, bevuta la nostra birra, si riparte.
Arrivati alla fine della strada, adesso dobbiamo aspettare il traghetto che ci porta di là, dall'altra parte. Stavolta lo abbiamo pagato 28 corone, che sarebbero circa 2 euro, 2,50 euro. Mare, tutti a fare il bagno sul fiordo. Ah, che paura che hanno dell'acqua fredda i norvegesi. Eccoci arrivati a Hellesylt, sul fiordo di Geiranger. Ecco, abbiamo la camera 122, eccola qui. Modesta, comunque, insomma dai, per una notte va bene. Un letto matrimoniale, 2 letti a castello che non ce ne facciamo niente, ma sono ottimi per appoggiare le cose. E il bagnetto. Adesso ci incamminiamo a piedi perché è tutto il giorno che non usiamo i piedi, abbiamo usato solo le ruote oggi. E andiamo in centro a Hellesylt a fare una spesuccia giusto per mangiare qualcosina. Mangiamo in camera anche stasera, andiamo a risparmio perché qua ti pelano vivo. Abbiamo scoperto che un operaio norvegese percepisce mediamente 3.800 euro al mese. Netti. Giusto, Cinzia? Netti. Lavorando 4 giorni a settimana. Lavorando a 4 giorni a settimana perché qui hanno l'istituto della settimana corta, quindi venerdì, sabato e domenica a casa, e quindi praticamente è il doppio rispetto a un operaio italiano circa. Ecco perché i prezzi, Anche triplo in certi casi. Però. ecco perché i prezzi qua sono così alti, la vita costa così tanto. Noi italiani siamo sempre un po' più poveri rispetto alla maggior parte degli altri europei. Eccolo là il traghetto che da Geiranger sta arrivando nel porto di Hellesylt. La chiesetta di Hellesylt, il torrentone di Hellesylt che scarica sul fiordo di Geiranger con i colori dell'arcobaleno anche. Guarda, adesso tutto gli arcobaleno anche lì. Sì, ce n'è un po' dappertutto. Oggi giornata bellissima, abbiamo fatto una strada indimenticabile. Non imparerò mai il nome di quella strada, ma è fantastica, favolosa. Abbiamo fatto una bella sgroppata, comunque tante ore in moto, 450 km, strade favolose, asfalto perfetto, belle curve, niente da dire, insomma. Tutto bello, tutto bello. Adesso siamo un po' stanchi, speriamo di trovare qualcosa da mangiare. Tra l'altro quello che ci ha anche un po' stancato più del viaggio stesso, il caldo. Abbiamo trovato punti in cui c'erano 29 gradi addirittura. Qui a Hellesylt ce ne sono 26, 27 adesso, che è già sera per modo di dire perché c'è sempre il sole. Molto caldo, non pensavo di trovare sto caldo.
caffè con la moka sul terrazzino del nostro motel con lo sfondo del Geiranger Fjord. Non apprezzo. Ecco la moka ed ecco il fiordo.